Buongiorno da Enrica Maggi e benvenuti alla settima puntata del nostro tutorial sull'Austria. In questa puntata vorrei rispondere alle diverse domande che voi ascoltatori mi avete posto in relazione alla costituzione di una SRL in Austria, che viene chiamata GmbH in tedesco. A questo proposito evidenzio che praticamente quasi tutti gli investitori stranieri che intendono effettuare un investimento in Austria procedono alla costituzione di una GmbH. In linea di principio, tale tipologia societaria è abbastanza simile alla corrispondente SRL italiana. Vediamo ora come si costituisce una GmbH. Innanzitutto ogni persona fisica o giuridica con residenza o sede in Italia può diventare socia, anche unica, di una GmbH austriaca. Per tale tipologia societaria, la legge austriaca non prevede come organo obbligatorio il consiglio di amministrazione, ma la legge stabilisce solo che la GmbH debba avere uno o più amministratori, che possono avere firma congiunta o disgiunta. In particolare, secondo il diritto austriaco, non si possono opporre ai terzi in buona fede limitazioni ai poteri dell'amministratore. Tali limitazioni possono essere concordate contrattualmente e la loro violazione può comportare l'eventuale obbligo dell'amministratore di risarcire la società, ma le stesse non possono essere opposte ai terzi di buona fede. Facciamo un esempio. Se la GmbH ha due amministratori ed è stato stabilito contrattualmente che Caio abbia potere di firma nell'ambito dei contratti immobiliari, mentre Sempronio ce l'ha nell'ambito finanziario, questa limitazione in linea di principio non è opponibile ai terzi in buona fede. Ciò significa che se Sempronio sottoscrivesse per la GmbH un contratto nell'ambito immobiliare per il quale non avrebbe il potere di agire e il terzo contraente fosse in buona fede, tale contratto non sarebbe impugnabile perché di fronte ai terzi l'amministratore rappresenta la società a 360 gradi. La società però, sussistendo nei presupposti, potrà richiedere a Sempronio il risarcimento degli eventuali danni, avendo lo stesso violato il contratto. L'unica limitazione al potere dell'amministratore che è opponibile ai terzi è quella della firma disgiunta o congiunta con un altro amministratore. Tale limitazione può essere anche trascritta al registro delle imprese. Per quanto concerne invece il capitale societario di una GmbH, lo stesso ammonta ad un minimo di euro 35.000, di cui deve essere versata almeno la metà all'atto costitutivo, pari ad euro 17.500. Per gli imprenditori che inizialmente non hanno molta liquidità, si può procedere con la costituzione di una GmbH cosiddetta privilegiata. Per tali società il capitale societario minimo è sempre pari ad euro 35.000, ma per i primi 10 anni di vita della società è sufficiente avere versato l'importo di euro 5.000, mentre i soci rispondono per un ulteriore importo di euro 5.000 per i primi 10 anni di vita della società. Il versamento del capitale societario deve avvenire solo dopo la sottoscrizione degli atti costitutivi. In particolare, di norma, il giorno stesso in cui vengono firmati gli atti costitutivi ci si reca in banca con una copia degli stessi per aprire il conto corrente della GmbH. Una volta aperto il conto corrente si procede al versamento del capitale societario o tramite bonifico, eventualmente anche dall'Italia, oppure tramite un pagamento in contanti. Per oggi è tutto. Nella prossima puntata vi darò ulteriori informazioni relative alla costituzione e al funzionamento di una GmbH austriaca. Continuate a seguirci, molti cari saluti a tutti e a presto!